Il prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia, il sindaco Luigi Brugnaro e i primi cittadini di altri 17 comuni della città metropolitana hanno firmato in mattinata il protocollo che istituisce ufficialmente il servizio di controllo di vicinato in gran parte del territorio veneziano. Il controllo del vicinato è un sistema di sicurezza partecipata fra cittadini, io la amo definire una filosofia di vita dove il cittadino svolge la propria quotidianità con una differenza essenziale, quella di prendere conoscenza di ciò che accade intorno a se stesso, nel proprio territorio. Noi facciamo le segnalazioni di qualità, stiamo attenti, ma va al di là dei furti comunque, perché è rifar comunità come una volta. Diamo inizio a un'idea nuova di città, ha commentato il sindaco Brugnaro, una città in cui, grazie alla solidarietà e alla disponibilità di molti volontari, riusciremo a garantire maggiore sicurezza, a contrastare il degrado urbano, a fare in modo che le persone stiano bene insieme e i cittadini più vulnerabili siano protetti. Il controllo di vicinato è un modo attivo di vivere il territorio. Brugnaro ha poi risposto all'attacco del segretario veneto della Lega Gianantonio Darè, che accusava la sua amministrazione di non aver fatto abbastanza in materia di sicurezza. Forse l'ha detta qualche giorno fa, avrà avuto modo di vedere che invece siamo bravetti. Ci stiamo dando tanto da fare, effettivamente qua ha ragione, il disastro che abbiamo trovato è molto ampio, perché se facciamo paragoni purtroppo ne usciamo malconci, però insomma bene anche vedere l'impegno e la determinazione con cui ci mettiamo. Poi sai, magari si è anche informati male, può darsi che si possa venire a vedere e si guardino i progressi. Noi vediamo invece una grande partecipazione dei cittadini, delle persone che veramente per la prima volta dopo tanti anni vogliono partecipare.